Credo che i relatori abbiano, messo a fuoco vari aspetti. Questa riflessione, provocazione di Piersando mi sembra che non concluda assolutamente, ma che apra veramente il problema. Questo è il problema. E quindi nello spazio, diciamo, da qui al pranzo, che è fissato per l'1:30, io credo che sia utile, insomma, intervenire, perché c'è già Francesco che ha chiesto, poi Bustiano, Marco, stanno venendo altri interventi. Io vi raccomando interventi che puntualizzano, che entrano nel merito e brevi per la questione, anche perché poi abbiamo Piersando che ha esigenze improrogabili deve andare via, quindi approfittiamo della sua presenza. E quello che mi piacerebbe, e vorrei che si intervenisse, non solo sullo strumento, ma se i percorsi che ci sono in atto sono, diciamo, favorevoli, che il pessimismo della ragione ci deve essere. Voglio dire, per essere nazione e popolo ed esserne convinti, bisogna che poi siano conseguenti gli atti voglio dire la lingua, voglio dire la coscienza di sé, la coscienza di popolo, che non possono essere improvvisate. Quali strumenti oggi si mettono in atto per recuperare, per rafforzare anche questa nostra identità? Allora, il primo è Francesco e lo invito qui Ma io voglio fare rapidissime considerazioni, poche, soprattutto dicevo brevi, e poi fare una domanda a ciascuno dei relatori. Le considerazioni sono queste. Noi, quando abbiamo sostenuto e sosteniamo l'Assemblea Costituente, siamo partiti proprio da un dato a cui accennava anche Scano, che lo sono fra la Sardegna e il centro, fra la Sardegna e lo Stato. È qui che mi sembra siete stati un po' reticenti. Il rapporto quale deve essere? Per la Sardegna hanno le competenze, che poteri devono essere riconosciuti? Secondo me tutti, la sovranità. O si discute di questo, altrimenti di che cosa stiamo parlando? Naturalmente io so bene cosa implica la sovranità. Io per esempio sono dell'idea che quando noi oggi dobbiamo parlare di sovranità, questa è una mia idea, Agostino non è d'accordo magari, non dobbiamo parlare della sovranità che si identifica con lo Stato come nell'Ottocento. Stiamo parlando di sovranità di una comunità nazionale, a mio parere, all'interno di uno Stato federale. E però questa comunità nazionale deve avere tutti i poteri, tutti, che le permettano di gestire il territorio, l'economia, la cultura, di autodeterminarsi e di autogovernarsi e di autogestirsi. Allora cosa rimane allo Stato? Allo Stato ottocentesco probabilmente niente o quasi. Difatti lo Stato ottocentesco è in una profonda crisi. Rischia di essere, se non lo è già, un relitto. Perché all'interno della comunità europea questo Stato cosa può fare? Potere a livello, la spara, insomma, la gestione della difesa. Si parla di gestione della difesa a livello europeo. Potere internazionale, rapporti internazionali, eccetera, eccetera. E perché la Regione Sarda non può avere? Addirittura nello Statuto abbiamo visto, c'è già un articolo che in qualche modo attribuisce poteri. Cosa rimane? Potere, la toga, insomma, potere rispetto al diritto della magistratura. Anche questo è da discutere. A mio parere una cosa può rimanere a questo Stato che noi abbiamo conosciuto. Il riequilibrio. Non possono, da questo punto di vista la nostra posizione è diametralmente opposta a quella della Lega e di Bossi. Non può lo Stato lavarsi le mani. La Sardegna deve avere il mal tolto. Lo Stato quindi deve avere semplicemente una funzione di riequilibrio
territoriale, economico, perché è stato questo Stato ottocentesco, con la politica della destra storica, della sinistra storica di Giolitti, che ha creato due Italie, una sviluppata e ricca e una sottosviluppata e povera. E allora non è che noi semplicemente a chi si è visto, noi ce ne andiamo, il nord se ne va e tutto si sfascia. Lo Stato, se ha una funzione oggi, è solamente questa funzione. Ecco perché il nostro federalismo non è solo, io su questo sono d'accordissimo col professor Lubrano, municipale, non pensiamo mica a un neocentralismo della regione sarda, sarebbe peggiore dello Stato italiano centralista. Pensiamo a un potere diffuso e soprattutto che ritorna nelle comunità, nei paesi, nelle cittadine, ma pensiamo anche a un federalismo solidale. Da questo punto di vista il nostro dissenso rispetto a quello che sta andando avanti con la cosiddetta devolution, non si capisce poi questo termine inglese cosa c'entri, non ha niente a che fare, siamo proprio agli antipodi rispetto a quello che sta andando avanti. Per cui io anche invito i nostri iscritti a non cadere nel trabocchetto per cui comunque mette in crisi lo Stato questa devolution e a noi può star bene. No, secondo me non mette in crisi, rafforza, c'è un nuovo centralismo, su questo io sono d'accordo. Il problema è che non basta parlare oggi di federalismo e anche delle cose dette finora oggi se noi non poniamo al centro il problema vero della sovranità della Sardegna e quindi della capacità di decidere veramente. Io poi, Scano, non sarei molto preoccupato di come noi possiamo incidere a livello di centro, perché io questo centro lo vedo, non dico estinguersi, ma fortemente in crisi. Grazie. In una cosa do sicuramente ragione a Lobrano. Faremo che siamo a ragionare del Balas. Non che siamo entrare in un argomento che potesse essere assimilabile a questo argomento che trattano lo sportivo e sui zelleri, anche ne sconza una formazione selezione nazionale sull'italiano, però si influenza il solo, questa formazione del corso nazionale è zero. Ma che cosa è succedendo su due balli in Sardegna? Siamo usando le federalismo, siamo usando le specialità e poi non pensiamo. Usiamo l'altro. Poi noi pensiamo che l'influenza nostra in un bel si decide a bere le cose è zero, come è zero è stata la ancora. Ma la preoccupazione mia, manna, non è scusa. La preoccupazione è che non siamo abbastanza l'importanza storica di ciò che passa a Zelensky. Oggi si è data di riforma dello statuto, ieri si è data di autonomia. A Beru impara di questa due cose a battapito incapacità della classe politica che non ha governato. Io assolutamente so di suo padre chi no. Cioè questo sono stato proprio capace, sono stato non incapace. Che sul compito che iana l'hanno assolto pienamente. Nessuno è mezzo di esso che riesce ad arrivare a questo risultato. Cioè è una questione di ruolo. Se noi pensiamo che abbiamo visto in questa scratea a rappresentare questo popolo e non sono spartiti che lo hanno candidato, che lo hanno espresso, che lo hanno mandato a loro rappresentare in consiglio regionale, a rappresentare gli interessi e tanto questo che hanno governato non hanno sbagliato proprio nulla, anzi sono arrivati alla seconda base. L'autonomia è servita per che in modo che queste aspettative che viene tanto in Sardegna sono state trasformate, eseguate in palas di una che pariatano una conquista e questo deve servire
può cambiare il tessuto sociale, culturale, economico di questa terra e di questo popolo. Questo l'hanno fatto. Oggi i partiti italiani, i sindacati italiani governano sul 90% di questa società. Quindi la giocano tutto in mano. Sono colonne sta seconda base, caro amico mio, ed è storia che buona pizzetta. A sa visione politica come a seguire la visione nazionale. E scusta la seconda base. E siamo in una base pericolosa, che oggi non sarebbe appunto una visione politica statuale della Sardegna, della regione sarda, intro del Stato italiano, ma siamo a sa base della fusione perfetta nazionale. Si specialità che è difesa da questa classe politica non è stata che una specie di rivendicazione di andare contro una sperequazione economica e sociale che la Sardegna deve subire. Ma come ogni sperequazione di tipo sociale ed economico è inquadrabile in una rivendicazione di tipo sindacale tra regioni sperequate, discriminate e regioni invece che mantengono il governo, che mantengono la forza di questo Stato. E come ogni cosa quindi non si pone più in mezzo a una rivendicazione di carattere sindacale regionale, che non vede solo la Sardegna dentro di questa rivendicazione sindacale, ma vede pure altre regioni che già si sono riunite, regioni di statuto speciale, regioni che si sappano discriminate, e quindi tutto questo va tutto chiaramente a una soluzione chiara. A una soluzione chiara, tornano a giocare una carta simile a questa dessa questione meridionale. Non l'hanno a cramare gaico, l'hanno a cramare di un'altra maniera, però hanno a sappare su modo di un'altra questione della specialità, l'hanno a cramare tutto su che chiese, ma comunque sia una questione risolvibile in una contrattazione del carattere sindacale, economico-sociale. E quindi questo è che renare, che se questo Stato ha sappato una soluzione a questa contrattazione, la specialità sarda non esiste più, cancellato il problema e cancellata la specialità. Caro amico mio, questa è una riflessione che vi sponso in conto. Che altri di pensare un pacchetto, posa funno, e a sapere che siamo a ragionare di base. Siamo a ragionare di base. Tutto ciò che siamo un anno, lo siamo un anno dentro di una gabbia. In questa gabbia che potremo giocare sul braccio, ma non vi lasciamo a afferrare e non si decide a perdere le cose. Siamo stendendo sul braccio del base, siamo stendendo. E tanno i test che ti sono occasione della Costituente. E poi questo pellegrino, che sono a regione, non si avvicinano a chi può infatti di storia e invece a che ne nuda. Altri che gatto, questi sono storiche, non sono manco gatto, sono storiche. Colata un'occasione storica, questo popolo di poter costituire un'assemblea costituente che non dia a servire solo a questo popolo, a suo popolo sardo, ma poter essere un'occasione per essere protagonista in questa formazione di questa Europa. In questa Europa, questa Costituzione europea manca un ente contraente, mancata. Beh, sul cittadino esiste. Non va nulla all'intermedio, cioè chi non è il cittadino, chi non è il Stato non conta nulla. E tanto, sono popolo, sono comunità che hanno espresso cultura, che hanno fatto storia, che si sono muovute sul mondo e che sono l'anima di questa Europa, e te acchene. Se non sono Stato non contano nulla. Contano come il cittadino, ma il cittadino conta canto una musca. E poi il cittadino è uguale in tutto e ha diritto sociale in quanto cittadino, in quanto persone, però non ha diritto in quanto appartenente a una comunità, a una cultura, e quindi canto iscrigno del valore di questa cultura. Bene, in questa occasione, questa Costituente sarda poter dare chi si era necessita fatta nascere questo che manca. Una entità, una soggettività politica extrastatale europea
chi può rivendicare, chi può essere una cosa, chi può andare venate lo popolo che nostra, sul basco, sul catalano e così via, che la sono che carne, non bisogna resistere, ma non sono mai resistito a si riunire come ente popolo. Sul popolo usato hai un'occasione. Hai un'occasione di gente eletta democraticamente, che ha aspettativa della carriera politica, ma che non dovere manno investito sul dovere di schiesa storia di questo popolo. Ebbene, noi abbiamo sempre capaci di Sardegna pure di luati questo. O se non è capace di che lo diventa, attaccarsi in carico del sito che è stato troppo importante e lo sei accaricato di orgoglio, del dovere, del suo dovere di hackere, di dare veramente dignità a questa terra e a questa gente che qui sta sopra. E poi di nascere questa soggettività politica extra statuale che in un ruolo da rivendicare, l'abbiamo rivendicato noi, sì. È servito come esempio a altre e poi te no, e invece che sì, in una consulta, chissà consulta, questo si quieren sbarazzare del suo problema, non sono incapaci, hanno fatto una maniera di sbarazzare imprese, non è incapacità. Noi abbiamo pensato che sia incapace, se voi siamo scritti in qualcuno dei costi, che invece di piccare un caso di Giovanni Maria Angioisa ha peccato su posti su sedile da Isecus, questa macchina dei provi, questa Mercedes dei provi. Ma noi abbiamo preparato sul caso di Giovanni Maria Angioisa, e in tempo si può piccare, è pronto. Cioè, tal dia l'abbiamo spiccato, l'ha piccato. Può andare contro la presenza della base militare di San Maddalena. Bene, in questo caso però non è che si picca, bisogna ricorrere. Cioè non è che vi potete correre poi si incapace e si è per un altro passaggio come chi ha tappili che hanno fatto su chi su tirri e poi ha viaggiato in Mercedes che l'aria condizionata si incapace a Iata e si entrate saita. Non si può fare, scusa. O non rendiamo conto che nos danno un'occasione di storia e va persone che occasione di storia vi lasciano data, o sono una saltezza, o se no, caro amico mio, non bisogna disperare meno. E comunque, io penso che in questa istanza va paziente che ha fatto dovere, molto importante, di riflettere su questa cosa, che se non esiste da questa conca questa soluzione, state attenti, impara di noi, non va nessuno. Ma io ho bisogno delle mani libere per qualcuno che come funziona questo? Allora, spegniamo questo. Già si sente. Va bene? Si sente? Ma io volevo in qualche maniera fare alcune brevi riflessioni che in pratica continuavano a rimuginarmi nella testa e continuano a rimuginarmi tutte le volte che noi ci riuniamo in un consiglio, in una riunione di questo tipo come CSS. E mi viene in effetti da pensare tantissimo, purtroppo per le ennesime cose che si ripetono e che si masticano e si riciclano continuamente. Una frase mi ha colpito moltissimo, quella del gatto, e questa è una delle principali che continuano a rimuginarmi nel cervello. E mi chiedo, non sarà proprio la storia del gatto ad avere condizionato per lungo tempo, addirittura si parla del 1948, questo nostro movimento, o il movimento a cui in qualche maniera ideologicamente siamo legati. Questa storia del gatto che probabilmente se ce ne fossimo fatti carico dal 48 oggi col tempo avrebbe avuto tutto il tempo per diventare un leone di quelli agguerriti. Con questa storia del gatto, movimento salvista come il nostro probabilmente avrebbe raggiunto oggi dei risultati migliori fino a questo momento raggiunti. Questa è la mia personale convinzione. Personale convinzione anche sul fatto che ci sia tanta confusione sia da destra che da sinistra, il professore l'ha sottolineato,
E questo è un ulteriore elemento che penalizza un attimino quello che dovrebbero essere le scelte, tanto propagandate da diversi anni. Infatti si fa riferimento la destra che si incontra con un'ideologia di sinistra, quale l'Unità, giornale di partito, tutti conosciamo, con un Fisichella che è dalla parte opposta. Ora, questo è un sintomo chiarissimo della confusione che vige all'interno di tutti i partiti, sia isolani che nazionali, perché qualcuno ha anche fatto riferimento, qualcuno dei professori, non c'è uno studio approfondito su questo, e chi studia su questo non è in qualche maniera sentito, perché non è fra quei populisti che cercano solamente il consenso e la visibilità, preoccupandosi un po' meno di quello che potrebbe essere la proposta efficace per il bene comune del nostro popolo, perché no, di tutta l'intera Europa e di tutti quei popoli che hanno necessità di essere in qualche maniera riconosciuti come tali, come peculiarità, come specificità, quali il nostro popolo è. Gli schieramenti appunto che alcune volte si incontrano come specificità, altre volte lungo il cammino si dividono completamente da una parte e dall'altra. Cosa bisognerebbe fare di concreto, secondo me? Probabilmente c'è stata sempre qualche schieramento che questa concretezza l'ha raggiunta in qualche maniera, ma solo in documenti che non sono stati mai ratificati. Mi è venuta in mente un'altra cosa concreta, che è quella a questo punto la costituente no, costituente sì, penso che sia relativa, vista che alcuni articoli della Costituzione europea rimarcano queste specificità di cui basterebbe farsene carico. Credo che qualcuno lo chiamerebbe certamente quel famoso gatto per iniziare, ma se sviluppati e in qualche modo valorizzati nella maniera giusta, possono raggiungere degli obiettivi, secondo me, non visti dalla maggior parte dei politici oggi in campo, sia da una parte che dall'altra. Questo gatto che, a parer mio, avesse viaggiato fin dai tempi antichi, oggi sarebbe diventato man mano come una palla di neve che diventa valanga quando prendi una discesa. Quindi occorre scendere veramente in campo. Il nostro movimento, la nostra confederazione dovrebbe finalmente agire con fatti concreti, e io, a mio modesto parere, potrei vedere nel responsabilizzare i nostri politici locali. Io ho in mente un'iniziativa di un giornalista che tutti conoscete, che era Montanelli, che a suo tempo diceva sarebbe ora che le persone che non hanno fatto politica comincino ad occuparsene direttamente e più concretamente. Dare la possibilità a dei politici in erba, a quei tempi li chiamavano i famosi 100, che erano i quarantenni emergenti nella politica, e di investirli di una proposta forte che dia la possibilità a un popolo, in questo caso alla nostra isola, e a questi garanti di una proposta, un'iniziativa concreta, di andare avanti, seguiti dalla popolazione, dai cittadini, che gli investono di portare avanti un discorso forte, come, faccio un esempio, adesso non è, forse la persona non è altrettanto forte come è stata la proposta del famoso referendum sulla legge elettorale,
Ecco perché non investire un politico locale, un gruppo regionale, di portare avanti un discorso così forte, un discorso che deve arrivare a terminare su una costituente. Io non è che sono molto dell'idea, su proposte che arrivino a un termine, arrivino finalmente concretamente ad un referendum, perché no? Ad un referendum, chiaramente io intendo referendum come è stato quello che Mario Segni ha portato avanti. Voi vi ricordate benissimo che questi famosi 100 si sono persi poi piano piano, uno alla volta, e l'unico che è veramente riuscito a portare avanti e concretizzare un obiettivo che si era prefisso di portare avanti era il referendum sulla legge elettorale, che poi che sia negativo o positivo ha poca importanza, ma io lo intendo come raggiungimento di obiettivo. Perché la CSS non si incarica di portare avanti un discorso di questo tipo? Dare fiducia a delle persone che finalmente portino a compimento questo risultato su cui continuiamo in ogni assemblea a discutere, a dibattere, ad esprimere ognuno la sua opinione, ma che poi non si concretizza effettivamente come purtroppo succede dal 1948. Grazie. Poco Menzai, Emma Pollinai, che fa precedi a ben autobuso come ti gusto onde sattoriauso a pari e ascoltauso e arregionauso e dunque grazie. Scusate, non si intende? E dunque toroso grazie a sa dirigenza della CSS che si impegnerà poi concordrai a toglius come ti gusto. In Cruzzo Emma Pollinai che ascoltando professor Lobrano è meno importante sugli annao a pizzo su questa cosa che si sciri o non si sciri a pizzo su questo federalismo. Dunque che federalista non mi posso serriare che seo stecchio e seo sempre indipendentista. Ma però mi interessa mera sul federalismo, poi che è uno dritto chi votterà, chi dorrà a si dipendenza. O non hai chi noi non si usa zero come le libertà e a 100 quando usa essere indipendenti, sul federalismo un po' diresse da 1 fino a 80, 85, 90 pure. E dunque penso che tutti i indipendentisti sardos e anche conosci e ci ridebruso come chi cammina sa macchina, era detto camminare una macchina federalista che si possa cercare di aici proprio federalista. E dunque penso che sa proponere dei professori, di chi si voglia a disposizione, poi una scarto lezione, se a pizzo su questo federalismo, era di essere una cosa, di pigliare veramente in considerazione da parte della dirigenza della CSS, voi che non sostenere il bisogno di scegliere questa cosa, devo scegliere su chi scegliere che poi da appuntendio, da puligio, o poi da ricorro su chi ha scritto Mario Medisi o su chi si fuera a regionale in attorio su con Mario Medisi e altro. Ma questo è la parlavizza con cammina. Quando Mario Medisi in arriera sul federalismo te pittevi 3 scarpe, sa gamba del Senado federale. Ma tocca capire che però con Senado federali o gli annai che ad ogni regione devi attendere uno
rappresentanti e non a chi non a chi ni 2 a chi ni 3, indipendentemente del suo numero di abitanti e della regione. E in Sandosonaria raga in pruso ci depiresse la Corte Costituzionale prezia dei giudici che depintesse mitali del suo Stato e mitali delle regioni. Ma in Sandosu, manco questo bastiera, poi chi non c'è su di noi è inutile, ma su di noi deve lavorare in noi, non deve essere picavo e portavo a ro. Ecco, tutto questo, balli ancora, ci fonti altra strada, o non è sul federalismo della Germania, chi del suo 45 ribava in noi, appunto è la Repubblica Deutschland, e serviva anche una cosa o no? S'Austria, che è sicuro uno Stato federale, ma che non riuscì già nessuno. Balli di momenti di governo oppure no, fonti strada sa che no, su può obbligare oppure no, a patti, se esempio della Confederazione Elvetica che uso già in noi. Questa cosa deve intessi graves. Poi dovrei su Iannao Francesco Casula, che non su deve girare in Sardegna, poi vai a conoscere questa cosa, ma come ti faremo che non sceso su manco queste cose? E dunque si propone la de me questa. Ciclo de attorius con la finalità di imparare su professore imparare nosu imparausu e andare in giro per la Sardegna andare la vaga sul federalismo su uno grande interesse sia federalista sia indipendentista sa strada su dritto de vai e gusto ecco ahí ci posso essere di accordo e penso che sia una cosa mera importante. E anzi, devo tornare grazie a suoi professori che si vogliono a disposizione con noi. S'altro che ho aggiungi, che posso ancora in 2 minuti, sa politica, voi stiamo per la regione. Questa non è gente che non sceglie cose, questa è gente mala, è gente mala ricca, fonti papallotti si dialeros, cioè ma fonti proprio da corrai su furringoi e streccai. In politica e che penso e quando per Sandro Scano cristianamente in una certa maniera si farà comprendere che isso è un vago o mera prosinato dei gusti anzi si distacca eccetera allora per Sandro posato su i peggio dei anni ma non hai ma poi i testi che non si vuole esacchistare in Sardo in questa regione ma poi i testi che non deve essere giusto su sa giustizia scesi i testi che sa Sardegna e sardo non che stiano tradotto in italiano in sardo in italiano ma posato se chi sta tradotto in italiano e il Pedro s'occasione storica ponai la vaga su sardo balli rigantos italiano Palomba e Pili in questa maniera fonti uguali sì. Uno è giudici ma giudici di giustizia sì ma sa giustizia giusta è spiegando uno intende l'italiano è su sardo non tutto si italiano, sa pregunge e gusta, che a figlia mia quando entrare a scuola a 6 anni non ci vuoi la sa maestra de sardo e non c'è sta ancora, dei mesi tocca cominciare, i figli nostri sono entrati a scuola da piccoli, i maestri e i professori, non è questo pensamento di me, non mi ho pensamento, c'è funti che comandano che devono pensare gusto, c'è funti i ministri, i consiglieri regionali, i assessori, ma si pare giusto che ci debba pensare Dio. E però se oso ghiaici, ma ce l'hai pensare un'altra sempre? Chi li fonti i maestri su di te che imparare a cittadino? E chi li fonti i maestri su di te che imparare al maestro? E chi li fonti i professori di universitari che devono imparare ai professori? Onde fonti, onde sono universitari sa? Ah io, povero scemo. Quando si intende perfettamente il discorso si riesce poi anche a mettere gambe e a farlo camminare. Evidentemente però, per quanto mi riguarda, e forse non sono il solo, di tutti questi problemi, evidentemente ho inteso poco io fino ad ora, ma forse ha inteso poco anche il popolo sardo. Che sia colpa del popolo sardo che non ha saputo intendere, quindi non ha saputo neanche realizzare quanto si prefiggeva a riguardo, sarà dipeso dalla sua incapacità o sarà dipeso da chi si pretende che ogni tanto lo guidi? E qui il gatto sì, lo si nomina, ma lo si nomina forse perché si morde la coda. Perché io mi chiedo, ma sono i consiglieri regionali che devono guidare il popolo sardo o è il popolo sardo che deve trovare i propri rappresentanti e quindi eleggerli
in modo tale che successivamente facciano quanto è necessario fare, interpretando, conoscendo, vivendo le esigenze del popolo sardo. Altrimenti giriamo intorno. E mi pare, purtroppo, io ho questa sensazione, sbagliandomi, di sicuro, che siamo ancora fermi lì. Sono passati tanti anni nei quali non si sono portati a termine questi progetti importantissimi, storici, ma un'analisi perlomeno retrospettiva per capire in che cosa abbiamo sbagliato la si doveva fare a livello di consiglio regionale, sì, ma la si doveva fare a livello di società. Io non sono tra quelli che pensano che siano i consiglieri regionali, una volta Bobollotti, una volta Pucci, una volta Sorcio, una volta questo, una volta quest'altro, sono i nostri rappresentanti, ci piaccia o non ci piaccia. Evidentemente stiamo sbagliando noi, continuiamo a sbagliare noi e continuiamo a sbagliare noi con tutti gli strumenti che abbiamo. E mi pare che l'onorevole Scanu l'abbia detto prima, sbagliamo con le nostre organizzazioni, con i nostri strumenti, sbagliamo come partiti, con lo strumento partito, sbagliamo con lo strumento sindacale, con tutto un insieme di altri strumenti, associazioni e così via, che sono in grado di produrre politica. La politica non la si produce in consiglio regionale. Questo è quanto di più errato, a mio parere, si possa fare. Lì ci deve essere la sintesi, si possono stimolare coloro che ci devono rappresentare, coloro che devono realizzare i nostri progetti, e se non li realizzano noi dobbiamo essere in grado di richiamare e di imporre le nostre soluzioni. Le abbiamo, non le abbiamo, è questo. Il vuoto vero, a mio parere, è il fatto che non siamo noi come società maturi, che non abbiamo fatto sforzi, non abbiamo elaborato progetti e dato gambe in modo tale che chi doveva eseguire non poteva fare altro che eseguire. C'è una serie di errori, perlomeno per me, non riesco a capire, di errori, di cose incomprensibili, per me sono cose talmente assurde, talmente contraddittorie. Ma ci si lamenta della passata, delle ultime 2 legislature regionali. Se ne inizia un'altra. Qui probabilmente siamo alla vecchina siracusana. Piange perché ciò che arriva forse è peggiore di quel che c'era prima, del tiranno di prima. Perché a questo punto non riesco davvero a capire. Si è sbagliato. Io ho seguito la sua intervista che fece un annetto fa. Allora, quando lei sostenne che quel consiglio regionale era da spedire a casa, prima si spediva a casa quel consiglio regionale, è meglio, perché ricordo che lei disse è dannoso, usò questo termine, mi pare, se vado a memoria, è dannoso, era dannoso, si votavano i consiglieri regionali con un certo tipo di legge. Che cosa ne è venuto fuori? Che cosa è venuta fuori? Questa legge. Allora, oggi corriamo davvero il rischio di stare peggio di prima. Io sono tra quelli che non crede al Berlusconi nazionale, non crede neanche al Berlusconi sardo, perché secondo me, ragionando con le scarpe del contadino, la democrazia non conosce scorciatoie. O è vera democrazia, o altrimenti i surrogati non esistono, possono essere peggiori dell'antitesi. Oggi in Sardegna non stiamo andando avanti. Io non discuto sul fatto che chi ha questi poteri li eserciti, perché li deve esercitare come? Giustamente ha detto lei, se si fa la legge prevede che il presidente o governatore, come lo chiamano, governi in certo modo, è evidente, ma è la legge, si è cioè perso, si sono persi 5 anni prima, 10 anni, ma in tutti questi anni, santo Dio, ma perché non si è riusciti ad elaborare uno statuto nuovo? Ma si pretende solo che lo facciano i consiglieri regionali? Non è possibile, a mio parere non è possibile, perché oggi, mi si consente, questo consiglio regionale è peggiore di quello che lei voleva mandare a casa, secondo me è assai peggiore, perché la selezione, onorevole, la volta scorsa non sarà stata la migliore, ma in parte c'è stata. Oggi questo consiglio regionale è frutto non di selezione ma di imposizione. Con questo sistema si comincia con l'imporre il presidente e di seguito sappiamo come sono venute le cose, con una oligarchia all'interno dei partiti che ha imposto certe soluzioni e poi tutti a traino del suo vincente e del caro vincente. E allora, siccome non la voglio fare molto lunga perché altrimenti avrebbe anche ragione Bustiano, concludo dicendo questo, ma io francamente
Vorrei vedere se noi abbiamo raggiunto una maturazione, se abbiamo concepito davvero quale è la soluzione, o perlomeno ci siamo vicini e lavorando insieme riusciamo ad arrivare, ma che gli strumenti e costituente e consulta possano essere così antitetici, io credo che nell'attuale situazione forse bisogna ragionarci un po' di più. E comunque sia, tout court, se si parla di costituente, i tempi, lei diceva, non saranno l'elemento più importante, verissimo, altrimenti si ha il gap. Però i tempi, se si va alla costituente, saranno lunghi, su questo non ci sono dubbi. Se si vuole Leone bisogna attendere molto, e attendendo molto comunque chi è che lavora molto? Questo Consiglio regionale. Beh, se attendiamo che sia questo Consiglio regionale, allora io dico, non pretendo molto, non amo le savane, ma allora preferisco tenermi il gatto, che almeno qualche topo me lo prende, qualcosa di utile ce l'ho. Ma per avere il gatto probabilmente dovremmo dire, mettiamoci in moto come partiti, mettiamoci in moto come sindacati, mettiamoci in moto come associazioni e riusciamo ad ottenere il minimo. Un esame va fatto. Se invece vogliamo avere altro, abbiamo pretese vere d'altro genere, e allora dobbiamo mettere in energia, in movimento, energia che attualmente non mi pare che ci sia. Perché questo organismo non solo non è cresciuto culturalmente, non solo non è cresciuto politicamente, ma è succube, è schiavo di un meccanismo che non consente loro neanche di utilizzare le pur minime risorse politiche e culturali. Allora, secondo me, e non credo, non solo secondo me, solo c'è perché non c'è la politica, cioè la politica ha, dicevo prima, distrutto se stessa e c'è solo. Solo adesso deve fare un lavoro, speriamo che lo faccia bene. Dobbiamo aiutarlo con le proposte e anche quando serve con le critiche, senza fare sconti a nessuno. Quando va la Maddalena diciamo, siamo d'accordo, quando parla del Costituente no. Io penso che sarà una fase di transizione questa. La transizione può sfociare nella ricostruzione della politica, cioè dei cittadini che prendono in mano la politica, oppure può sfociare in un degrado. È un problema Sempre la Maddalena. Ogni volta che citiamo la Maddalena succede l'ira di Dio. Seconda cosa, rapidissima anche questa. Scusate se c'è anche una coloritura personale, perché io sono un politico, da quando ho 20 anni. Io non mi sono ricandidato al Consiglio regionale perché mi sono stufato di far parte di una casta che è giustamente disprezzata. Però dà fastidio. E allora dico che i politici... Spegni un microfono. I politici vanno giudicati ciascuno per la sua storia. Ciascuno per la sua storia. E io vi consiglio una ricetta. Perché vedete, il potere è intelligente. Il potere sa riconoscere molto bene i nemici pericolosi. Quando volete sapere se un politico è un buon politico o un cattivo politico, guardate come lo giudica il potere. È una eccellente ricetta per non sbagliare. Terza questione. Stato-regione, rapidissimo, qui adesso dobbiamo proprio, poi ho parlato già tanto, perché ho avuto il privilegio di parlare già tanto prima, mentre voi avete dovuto ascoltare. Dobbiamo avere la coscienza che il vecchio dibattito è davvero spazzato via. I termini del vecchio dibattito non servono più a nulla. C'è l'Unione Europea, ma guardate anche tutta la discussione di questi 30 anni sullo statuto, sul nuovo statuto, in fondo che cosa volevamo?
che cos'è che storicamente si chiedeva, salvo, diciamo, posizioni minoritarie? Si chiedeva l'autogoverno pieno, l'autonomia piena in materia di ordinamento interno della regione e si chiedevano più competenze legislative. Ci sono già tutte e due le cose. Adesso ci sono già tutte e due le cose. Quindi il vecchio dibattito non ha più senso, dobbiamo proprio superarlo. Io mi accontenterei, ogni tanto ci chiedono, ma nel nuovo statuto cosa ci metteresti? Io mi accontenterei se ci fossero due questioni di principio, mi basterebbe. Non so se è il gatto, se è il leone, se è la tigre, qualcosa che sta in mezzo. So che non faremo la fine dei topi, mettiamola così. Ci metterei, uno, il riconoscimento costituzionale che c'è un popolo sa. La cosa semplice, non fa male a nessuno, non costa, ma è una energia collettiva straordinaria. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che metterei è che nel tuo territorio lo Stato sei tu. Nel tuo territorio lo Stato sei tu. E non è mica una cosa eversiva. Forse c'è già scritto nella Costituzione. Non proprio così. Il principio c'è, dobbiamo sviluppare. Cioè, lo Stato per via generale, in via generale, in quel territorio agisce attraverso le comunità locali, la regione. Nei principi dell'attuale Costituzione questo c'è. Nei principi c'è. Non nell'ordinamento. Nell'ordinamento non c'è, anzi ci sono. Se ci fossero queste due cose nel nostro nuovo statuto, poi dovrebbero articolarsi, ma per fare un esempio, quando ci chiedono cosa ci vuoi, io ci vorrei mettere queste due cose qui, poi ci sono anche altre, ma sono due cose a cui tengo di più. L'ultima cosa, e Oresti mi dice, vabbè, voi chiacchierate in italiano, tra l'altro. Io su questa cosa sento un disagio, e lo confesso, senza problemi, perché so che su questo vabbè, quelli non ce ne frega niente. Quelli che abbiamo una certa visione commettiamo un peccato di incoerenza. Lo ammetto. Allora, proviamo a fare in modo che le idee che nascono oggi all'interno di questo convegno non rimangano chiuse dentro queste mura. Facciamo in modo che la CSS possa... Facciamo in modo che la... fare in modo che la CSS possa portare fuori questa idea, che non rimanga, come in genere succede, in un convegno rimane chiusa dentro quelle mura, la gente si piace, si parla addosso, ci diamo ragione, poi tutto rimane lì. Per cui, intanto per rompere il silenzio che come al solito cade su questi problemi. Il secondo è, anche perché c'è un'altra esigenza, Pier Toscano diceva siamo una nazione ma non lo sappiamo. Io dico siamo una nazione, lo sappiamo, qualcuno si è messo una maschera, allora bisogna che qualcuno si tolga la maschera, perché c'è una grossa parte di una certa sinistra che è troppo affezionata all'idea dello Stato, all'idea della lingua italiana, e in Sardegna non ci riescono a essere autonomi, non ce l'hanno questo tipo di cultura. Quando l'Unità si interessa molto a Fisichella mi fa pensare che anche all'interno di quel giornale ci sia quel tipo di discorso contro il federalismo, perché la sinistra sul federalismo che cosa ci ha dato? Ha dato solamente loro alle regioni di raccogliere le tasse? Non era sicuramente quello, o gli ha scaricato le spese sanitarie? Sicuramente non era quello il federalismo che si voleva. E oggi diventa sempre più difficile questo dibattito quando poi attorno le cose stanno cambiando, perché oggi l'Italia si rapporta all'interno dell'Unione Europea ed è lì che poi si fanno le leggi. È bello sentire sempre all'interno dei discorsi sull'Unione Europea questa apertura sui popoli, questo riconoscimento del locale, quando poi invece conosciamo questi stati che di locale e di rispetto delle autonomie e delle minoranze hanno ben poco. I francesi sono grandi maestri in questo senso, tutti sono francesi, il francese è la lingua di tutti. Questo mi sembra molto, molto esemplificativo di quelle che sono la loro cultura in fondo.
Riguardo allo statuto, a me mi sembra che qui ci innamoriamo delle idee e poi le idee non hanno gambe. Qui il problema non è se una consulta basta o se c'è bisogno di un'assemblea costituente, perché ogni idea ha dei limiti, perché anche sull'assemblea costituente vorrei vedere i tempi per riuscire ad arrivare a queste cose. Qualcuno lo ostacolerà perché sarà uno spreco di denaro, perché lo si fa per il referendum, questo tipo di ragionamento, per ostacolarli me lo immagino anche per una cosa del genere. Allora troviamo un'altra formula, chiamiamola come vogliamo, ma creiamo una struttura dove ci sia dentro l'università, dove ci sia dentro una parte dell'intelligenza e che questa cosa possa davvero produrre, perché se no qui continuiamo a parlarci e a trovare formule e non facciamo un passo, mentre abbiamo necessità di camminare, perché abbiamo un grosso problema, forse non lo so se è vera questa cosa, però diciamo che ce la diciamo, io adesso la voglio dire, la tendenza anche a essere litigiosi, la tendenza a essere molto faziosi, di non ricercare il bene finale, c'è il vizio di arroccarsi su proprie posizioni e questo è un grosso rischio che noi corriamo. C'è dentro gente, in questi organismi ci si fila gente dentro per distruggere e non per costruire, l'avete visto in tantissime occasioni, anche il comitato per la zona franca, c'era tutto questo comitato, c'era mezzo mondo dentro per arrivare a cosa? A niente. Allora voglio capire io se fanno elezioni e le elezioni le gestiscono i partiti, chi saranno poi i rappresentanti di questa assemblea costituente. Visto il quadro politico, non è che ci sia, visto il quadro politico nazionale, non c'è da stare molto allegri da questo punto di vista. C'è la tendenza a essere sterofili e a guardare, facciamo come la Germania, no, facciamo come gli Stati Uniti, non abbiamo la capacità di studiare, di scegliere un modello nostro, confrontandoci col mondo, ma scegliere un modello nostro. Invece per anni abbiamo continuato a sentire facciamo come quelli, no, facciamo come quegli altri, che funziona meglio. E finisco, Ma io ho svolto la mia relazione sulla specialità della Sardegna e le relazioni internazionali della regione. Devo dire che proprio su questo tema specifico non ho sentito osservazioni che mi chiamassero ad una risposta precisa. Ma siccome ci sono stati molti richiami all'Unione Europea nell'intervento, si sono succeduti, qualche cosa mi ritengo in diritto di sottolineare. La prima considerazione che vorrei fare è questa, che già parlando delle relazioni internazionali della regione non mi sono limitato a parlare di una responsabilità dei macchinisti che non avevano applicato delle norme dello Statuto, ma questa responsabilità dei macchinisti l'ho prospettata anche come responsabilità di non avere cambiato la macchina, perché per me appunto il lasciare lo statuto a livello del 1948 senza ovviamente, perché nel 1948 non poteva che essere così, alcun richiamo alla realtà internazionale, se non quell'articolo 52, che peraltro io ritengo sia sempre un articolo fondamentale, e rende lo statuto della regione Sardegna come statuto speciale debole, perché appunto ho detto vi sono insistenti ritorni di alcuni esponenti, in particolare degli esponenti leghisti, che lo presentano come un privilegio. Allora, se siamo a livello di principi fondamentali, di alcune idee fondamentali da inserire nella Costituzione, alle due idee enunciate due principi enunciati da Piersandro Scano, io richiamo quello che ho già detto, cioè che questa specialità della Sardegna in qualche modo viene fatta discendere oggi da affermazioni, da regole fondamentali che ci sono a livello di trattati internazionali, e questo ci garantisce contro qualunque manovra, diciamo così, che tenda a sottrarci questo bene e questo valore. Quindi ecco, le relazioni internazionali le ho viste anche sotto questo profilo, sotto il profilo dei riflessi che ciò può avere per il nostro statuto. Ovviamente, quando Piersandro dice
come secondo principio, nel tuo territorio lo Stato sei tu. Ricordiamoci che anche questo va tradotto con riferimento alla realtà dell'Unione Europea, perché se continuiamo a costruire lo Statuto pensando soltanto ai rapporti con lo Stato, abbiamo sbagliato tutto. Quindi non c'è soltanto questo aspetto dell'ancoraggio, ma c'è questa riscrittura dello Statuto tenendo conto del fatto che siamo uno dei livelli della realtà internazionale ed europea. E quindi ecco il discorso delle rivendicazioni che ho sviluppato. Le rivendicazioni non sono soltanto nei confronti dello Stato, non è una difesa nei confronti dell'ingerenza dello Stato, ma è una difesa nei confronti dell'ingerenza della stessa Unione Europea che non rispetta le sue regole. Ho parlato dell'insularità e dobbiamo appunto nello Statuto, ma anche nelle azioni concrete, fare in modo che questo principio che vincola lo Stato e che vincola l'Unione venga rispettato, e a questo provvedere anche attraverso un coordinamento con l'azione delle altre regioni, soprattutto insulari. Ora, il rapporto con la Corsica, Vanni, che tu evocavi, potrebbe essere visto anche nel fatto che non si è pregiudizialmente, preliminarmente posto il problema di un coordinamento tra l'azione della collettività territoriale della Corsica e l'azione della regione autonoma della Sardegna per quanto riguarda i regimi di continuità territoriale. Io non voglio dire che i regimi debbano essere gli stessi, ma è veramente da sindacare, da criticare il fatto che ciascuno, o che la regione Sardegna arrivando dopo, non si sia coordinata con quello che facevano le altre regioni. Può darsi che appunto dal coordinamento poi, date le realtà diverse, potessero emergere soluzioni diverse, ma che io sappia non c'è stato nessun contatto. È mai possibile che sulla questione dei trasporti le regioni non si coordinino per vedere che cosa devono chiedere ai rispettivi stati, ma anche all'Unione Europea? Questa è una cosa gravissima, e in questi aspetti e sotto questo profilo che va visto anche il coordinamento tra le azioni delle regioni. Io non avevo preso posizione sulla questione consulta o assemblea costituente, dicendomi aperto a tutte le soluzioni. Chiaramente io vedrei la questione dell'assemblea costituente anche nei termini riduttivi e ridimensionati, come ha precisato Piersandro Toscano, la migliore soluzione. Però mi ha fatto piacere che qualcuno abbia parlato in questo senso. Dobbiamo tenere conto dell'aspetto dei tempi. Io credo che in presenza, l'opinione pubblica, in presenza di tanti che, soprattutto parlo al di fuori della Sardegna, che si sono dati gli statuti, e di una regione come la nostra che non se lo dà o che non inizia neppure i lavori, questo ci mette in una situazione difficile. E per finire vorrei dire che forse non bisogna neppure calcare troppo la mano sulla differenza tra questa assemblea costituente, che in parte sarà composta da persone candidate dai partiti, e una consulta che non è appunto necessariamente un gruppetto di poveri cristi nelle mani dei consiglieri regionali che li designano. La Costituzione europea è stata elaborata da una sorta di consulta. La Convenzione presieduta da Giscard d'Estaing era un'istituzione, un passaggio non previsto dallo Statuto o dai trattati europei, ma che per l'autorità delle persone che sono state designate a svolgere questo ruolo ha potuto elaborare un documento che sicuramente è migliore rispetto a tutte le altre revisioni degli statuti che ci sono stati, i trattati costituzionali, che è stato poi per il 95% accettato dai governi, perché non potevano non tenere conto di questa realtà. Poi naturalmente anche l'Assemblea Costituente dovrà fare i conti con il Parlamento, perché non si tratta certo di un'Assemblea Costituente prima maniera, ma soltanto di un'Assemblea che ha dei poteri consultivi. Quindi ecco, io direi
Vediamo appunto se il Consiglio regionale, per le pressioni che si esercitano, dovesse orientarsi per l'Assemblea Costituente, benissimo, io preferirei questa soluzione, ma ecco, mi chiedo se sia opportuno sparare a zero contro la Consulta qualora questa dovesse rivelarsi la soluzione concretamente e realisticamente attuabile. Tutto questo. Grazie. Intanto prendiamo atto che è difficile intendersi in così poco tempo con tante voci, però insomma il fatto di sentirsi è stimolante e quindi già questo è un risultato. Io ho detto che volevo lasciare almeno un'idea, cioè che dobbiamo non mettere la testa dentro il sacco del dibattito così come è stato imposto, a livello, come si è imposto a livello nazionale, anche sardo, occhio, anche sardo. Adesso ne vorrei aggiungere un'altra: al male, o meglio, non c'è mai limite e il peggio è sempre possibile. Non qualsiasi modificazione dello statuto è un bene la modificazione in meglio, perché c'è la reformatio in peius, può essere peggiorato e lo stiamo toccando con mano, ma non lo vogliamo capire, signori. Perché questa riforma della Costituzione è una riforma o no? È una riforma in peggio, che pagheremo lacrime e sangue. Vorrei sbagliarmi, questa è la mia previsione. Allora non tutte le riforme sono buone perché sono riforme, e non è fare le cose in fretta che porta al bene, perché dipende quello che si fa. Certo, l'ottimo è fare bene e in fretta, ma fare in fretta da soltanto non serve a niente, perché se uno in fretta si dà le zappate sui piedi, non vedo il vantaggio, mi sfugge. Scusatemi, non ci arrivo, non lo capisco. Allora, prima sapere cosa bisogna fare. E qui faccio un'altra distinzione. Io di gatti non sono uno specialista di film, non me ne intendo. Però faccio una distinzione tra una commissione del governo e un'assemblea eletta dai cittadini. Mi sembra che sia diverso. E allora, se è vero, come anche mi risulta, che lo strumento e il risultato sono connessi, e un certo strumento porta a un certo risultato e altri strumenti portano altri risultati, a due strumenti così diversi conseguono risultati profondamente diversi. E siccome c'è un nesso, scegliete, facciamo un po' noi, dipende da noi, scegliamoci, poi non ci lamentiamo. Perché scusate, se fosse indifferente, che ci frega che governi uno o che governino tutti? Intanto il risultato è che uno governi, intanto in frega. Perché la democrazia e non la monarchia, o non l'aristocrazia, l'oligarchia, il feudalesimo? Uno che governi in fretta. Non è così. Dovremmo averlo capito, non l'abbiamo capito. Lo tocco con mano tutti i giorni, lo sento con tutti i giorni. Perché? Se io ho dato l'impressione che il problema fosse secondo me i macchinisti, chiedo scusa, mi sono spiegato male. Io non credo che i macchinisti siano influenti, ci mancherebbe altro. Ma proprio credo che il problema vero, o perlomeno una parte importante del problema, è tanto più importante quanto più disattesa, quanto più dimenticata, è la cultura che usano macchinisti e non macchinisti, perché altrimenti possiamo continuare a cambiare i macchinisti a rotazione e fanno sempre lo stesso, o peggio, perché al peggio non c'è limite. Allora bisogna, voglio dire, i macchinisti hanno una responsabilità, devono essere chiamati a rispondere, devono guidare bene, eccetera, e se guidano male devono essere criticati e castigati, ma non possiamo pensare che tutto dipende da lì. È vero il contrario. È vero che gran parte dipende dalla cultura che si ha oggi. E la cultura non è un fatto di macchinisti, è un fatto di collettività. E noi, io, ma anche voi, quelli che siamo qui dentro, siamo subalterni di una cultura nazionale. Nazionale, non nazionale sarda, nazionale statale. Ricordiamocelo. Dobbiamo metterci a studiare per liberarci. Studiare è pesante, faticoso.
non è divertente. Sì, può essere meno noioso di che sia, perché non sempre studiare l'arabaico, si può essere interessante. Quindi, come ufficio studi, ufficio studi, Gian Maria Angioy, e la Gian Maria Angioy e dobbiamo cominciare a studiare. Da lì, da Gian Maria Angioy. Mi sembra bene parto da là. Gian Maria Angioy ha provato a fare la marcia contro gli stamenti. Gli stamenti erano il consiglio regionale di allora. Ma attenzione, non perché fossero cattivi gli stamenti, è l'istituto, è l'istituzione. Gli stamenti sono il Parlamento, i parlamenti sono i figli degli stamenti, si chiamavano stamenti, erano il Parlamento. Allora, Gian Maria Angioy, che era un giacobino, ha cercato di mobilitare la collettività sarda per una partecipazione politica contro l'idea che la politica la fanno alcuni degli stamenti. Non perché nello Stato ci fossero quelli bravi e nello Stamento quelli cattivi, perché hanno due modi di fare la politica. Però dobbiamo decidere che politica la vogliamo. Se vogliamo la politica degli stamenti o vogliamo la politica fatta dai comuni. Ed è per questo che ho detto, ho provato anche a fare rapidamente un piccolo, non decalogo, tricalogo della politica. Ho detto, costituiamo il soggetto politico, comuni e sindacati. È una proposta politica. Non ho sentito né sì né no. E quando dico comuni e sindacati, non lo dico, diciamo perché questi e non altri, perché è un modo di prefigurare strumento e risultati, di prefigurare i risultati. Perché se il soggetto politico è fatto da comuni e sindacati, posso pensare che quello che questo soggetto politico produrrà sarà uno statuto dove comuni e sindacati contino. Se lo statuto lo faccio fare a chi dei comuni e dei sindacati se ne frega, avrò uno statuto che se ne fregherà dei comuni e dei sindacati, o no? Allora questo è bisogna fare, se è questo che si vuole. Bisogna avviare, e subito, di una commissione nominata dal Consiglio, ce ne sono stati già due, che hanno lavorato per 10 anni, e non hanno prodotto, montagne di carte. La commissione Cocco si chiama, due legislature fa, e la commissione Bonesu una legislatura fa. Cioè, anzi, 3 e 2, per poi siamo all'altro, 3 e 2 fa. No, quello era all'interno del Consiglio. Certo, però attenzione, una commissione nominata dal Consiglio è interna al Consiglio, sono i consiglieri, la commissione Bonesu poteva sentire tutti quelli che voleva, li poteva sentire a 1 a 1, a 3 a 3, a 4 a 4, a 5 a 5, a 26 a 26, è un problema, ma erano i consiglieri del Consiglio. Allora, questa è una strada, io credo che questa non andiamo da nessuna parte. Da questo punto di vista io ragiono come quei certi archeologi che dicono: per fare danno lasciate le cose dove sono, non le tirate fuori da solo terra, sono accappato 2000 anni, vi tirano fuori e in breve tempo si distruggono. Allora, per fare un cambio che andiamo peggio, lasciamo le cose come sono. Io non sono per cambiare per cambiare. L'inerzia però è un danno. L'inerzia è un danno, ma infatti bisogna muoversi, infatti stiamo battendo. Ma quando, e c'aveva ragione per San Toscano, quando è stato proposto, quando il Consiglio regionale, che la cosa ridicolissima, la beffa delle beffe, ha fatto la legge sulla consulta, sulla statuette, lo stesso Consiglio ha dimostrato di non avere stima di se medesimo, perché poi l'indomani, esattamente l'indomani, io devo ricostruire le date, ma mi sembra che se non 24 ore e 48 ore dopo che il Consiglio regionale aveva depositato, cioè è stato iscritto alla Camera la proposta, perché è una proposta di legge, cioè, l'iter, lo ricordate, no? La legge regionale funge nei confronti del Parlamento come proposta di legge. Allora, l'indomani ci sono state 3 proposte di legge alternative, una di Anetta, una di Cossiga e la terza mi sfugge il nome, era un dirigente del DS di prevalenza socialista con i baffi, come si chiama? Casas. Ecco qua. Cioè l'indomani che il Consiglio regionale, investito della sovranità della Sardegna, l'indomani ci sono i sardi che vanno a smentirlo. Ma chi ci prende sul serio? Ma come fanno a prenderci sul serio? Allora è chiaro che poi i tempi si allungano e diventa perché facciamo forza e controforza. Allora io dico, costruiamo il soggetto politico. Concetto politico che non è persone buone e persone cattive, non ci credo più alle persone buone e persone cattive, siamo tutti buoni e cattivi, credo nelle istituzioni, credo nelle regole del gioco. Allora prefiguriamo un soggetto politico che sia portatore in germe delle soluzioni future, e allora
Un soggetto politico è un soggetto che ha i 400 comuni, i piccoli comuni della Sardegna, che sia il territorio e i sindacati. Allora, proviamo, questa è una strada, perché un soggetto politico poi si faccia carico di trovare le soluzioni, e bisogna al contempo studiare. Io non credo che ci siano professori che possano, però certo si può trattare con i professori i quali possono imparare dai contadini, possono imparare dai fabbri, possono imparare dai pastori, come i pastori possono imparare. Bisogna stare in rapporto, cioè bisogna utilizzare le risorse che ci sono, in un senso o nell'altro. E poi la terza cosa, dicevo, sono d'accordo con Paolo, bisogna incominciare, a parte che bisogna darsi da fare con un referendum per evitare che questa riforma si faccia, ma bisogna incominciare concretamente. Noi rivendichiamo di essere un soggetto sovrano, ma abbiamo la possibilità di citare, dicevo, Paolo ha fatto un esempio estremamente azzeccato, quello della continuità territoriale, ma dicevo anche su altri temi. Chi impedisce, se non la nostra stessa insipienza, cioè mancanza di conoscenza e mancanza di volontà, chi ci impedisce noi oggi in Sardegna di incominciare a fare una politica insieme con i corsi e con i Baleari? La funzione ce lo impedisce. No, non ci impedisce nessuno. La funzione. Perché ci impedisce? Che vince sulle convenzioni personali. Cioè bisogna vedere qual è la funzione. Attenzione, un momento. Perché non capisco bene il tuo discorso. Cioè, secondo te oggi non è giuridicamente possibile? Certo che è possibile. Allora. Ma bisogna vedere se uno è preposto a farlo. La sua funzione il presidente della regione, se avesse voluto, io direi se avesse saputo, ma è questo che sto dicendo, che è una questione di volontà politica. Allora, sto dicendo esattamente questo. Il presidente della regione sarda, nel fare il suo programma, quel programma che, lasciamo stare quello che è circolato, dove di già non si parlava assolutamente di problemi statutari, di questi statutari, di riforma non se ne parlava, io me lo sono letto. Vedete cosa c'era sulla questione nazionale, non c'era quasi nulla. La prova che è nato vecchio quel programma, io direi è nato economicista in un momento in cui l'economia ha finito il suo ruolo storico, o ha dimostrato che poco ne aveva. Allora, dicevo, ma non solo, ma nel momento in cui quantomeno faceva il programma, chi gli avrebbe impedito, se lui avesse voluto, di sentire a chiamare al telefono? Nessuno. È un problema di cultura, ed è un problema di istituzioni, direi. Allora bisogna cambiare la cultura e le istituzioni, non i macchinisti, perché poi se mettiamo un macchinista nella stessa cultura, nelle stesse funzioni è uguale. Esatto. Allora tu parli di funzioni, io parlo di istituzioni. Ci intendiamo, è la stessa cosa. Cultura e istituzioni. Per questo dicevo, pensare che con queste istituzioni o funzioni, con questa cultura, si possa riformare in senso positivo è assurdo. Bisogna attaccare l'opera, bisogna attaccarla alla base della cultura e delle istituzioni. E ci vuole una strategia per farlo. Ci possiamo ragionare su, però io credo che alcune idee qui sono venute fuori. Evidentemente il dibattito non si conclude qui, nel senso che mi sembra che gli stimoli si sono avuti, adesso facciamo il pranzo, ma la promessa è questa, di portare al di fuori di questa sala un dibattito pubblico in un'altra occasione, magari invitando anche gli stessi che ci hanno accompagnato finora e che ringraziamo.